Buongiorno cari amici e ben ritrovati in questo spazio in mia compagnia. Vediamo i nati del 21 febbraio e cosa ricevono questi nati dagli influssi delle stelle. Prima però di addentrarci in questo approfondimento vi invito come di consueto ad iscrivervi al mio canale YouTube se ancora non lo avete fatto e di iscrivervi al canale YouTube del Marietto Veneziano se ancora non lo avete fatto. Questi nati hanno alcune caratteristiche importanti da tenere ovviamente d'occhio e che sono indicative appunto delle loro prerogative. Per cominciare abbiamo il dominatore del mese che è Giove attraverso la costellazione Pesci, in quanto anticamente appunto questa costellazione è associata al mese di febbraio. Questo li predispone agli studi superiori, in particolare alle tematiche legate alla filosofia, alle materie letterarie, all'economia e commercio ed è possibile infatti che molti di questi nati sceglieranno questi ambiti nei loro percorsi di studi. Inoltre abbiamo la stella Capo, vale a dire la prima costellazione attraversata dalla Luna in questa giornata, ed è Cancro questa costellazione. Dunque abbiamo anche qui l'elemento acqua, così come nel dominatore del mese, ricordo che appunto abbiamo visto essere Giove, e attraverso la costellazione Pesci. Dunque abbiamo Pesci Cancro, sono due costellazioni dominate dall'elemento acqua. Questo fa capire che queste persone hanno una grande propensione per entrare in empatia con gli altri, comunque hanno un atteggiamento umile laddove possibile, caritatevole, molto predisposto a soccorrere e comunque a essere di supporto per le persone che hanno intorno, che comunque si rivolgeranno a loro in cerca di aiuto. Inoltre sono molto sensibili e molto romantici. Per chi è in relazione con questi nati sicuramente potranno constatare che sotto questo profilo sono molto attenti ai bisogni dell'altro, anche attenti ai loro bisogni, cioè vivono in un mondo un po' fantasioso e fantastico, soprattutto per quanto riguarda le emozioni e i sentimenti. Come ho detto, sono sicuramente predisposti per gli studi superiori e molti di questi nati infatti conseguiranno una laurea, ma per quelli che non dovessero proseguire gli studi, ad attenderli avranno molte opportunità nei settori industriali, ma anche nel commercio e in particolare della fortuna all'estero. Voglio dire che questi nati infatti, grazie a questa costellazione attraversata per prima dalla Luna, cioè la stella Capo o Cancro, hanno una grande predisposizione per le lingue e per la memoria, hanno una memoria eccellente, dunque per loro è possibile che buona parte della fortuna possa provenire dai contatti con l'estero, dunque nella vita è possibile che o viaggino spesso verso mete lontane oppure che possano manifestare questi influssi astrali proprio magari sposando una persona straniera oppure vivendo o viaggiando periodicamente verso l'estero o lavorando appunto con l'estero. Inoltre è sicuro che chi più chi meno, ovviamente in base alle personalizzazioni dovute ad altri fattori che sono individuali per ciascun nato in questo giorno, vale a dire il giorno settimanale di nascita, collegato ovviamente alla data, e il dominatore dell'ora è stabilito anche dal luogo appunto della nascita. Dunque abbiamo questi altri fattori che rendono le interpretazioni suscettibili di variazioni, però tutti quanti, come ripeto, chi più chi meno, otterranno sicuramente dal punto di vista economico una buona posizione che li renderà tranquilli per tutta la vita. Dovranno ovviamente misurarsi un po' con alcune imposizioni che provengono dalla famiglia, che risulterà su questi nati un po' rigida, tradizionale
e che magari imporrà loro anche di sposarsi a un certo punto della vita. E, un'altra cosa che bisogna segnalare a questi nati è che si sconsiglia loro di entrare in società d'affari con altre persone, mentre sono favorite e favorevoli le associazioni a carattere sociale e umanitario, dunque eventuali club, onlus e cose del genere sono sicuramente favorevoli per questi nati. Una predisposizione potrebbe essere, una predisposizione dal punto di vista psicofisico potrebbe essere appunto una certa debolezza di stomaco dovuta in fondo a una grande sensibilità e suscettibilità di questi nati che potrebbero esorcizzare, diciamo così, le loro frustrazioni sovralimentandosi o comunque lasciandosi andare ai piaceri, possano essere questi della tavola o della vita in generale. Comunque dovranno sicuramente regolarsi dal punto di vista dell'alimentazione perché è possibile che o tendano ad accumulare peso oppure tendano a usare questa modalità come valvola di sfogo per magari i momenti di tensione. Bene, io ho detto moltissimo riguardo questi nati, dunque vi ricordo che se siete interessati ad approfondire gli studi sulla vostra data di nascita e sulle predisposizioni di tipo astrale che ricevete proprio in base alla vostra data di nascita, non avrete che da contattarmi per valutare appunto questo studio insieme. Vi rinnovo comunque l'invito ad iscrivervi al mio canale YouTube se ancora non l'avete fatto, ad iscrivervi anche al canale YouTube del Marietto Veneziano se ancora non l'avete fatto e di ritornare qui a trovarmi sul canale dove appunto continuerò a divulgare queste materie esoteriche. Grazie ancora, vi auguro una buonissima giornata e a presto dalla vostra Hildegard.